www.containerradio.it. Mezzo respiro ancora, soltanto mezzo respiro ancora, per dare un senso ai ricordi, per un passo in avanti, perché odiarci non serve più. Carissimi amici, siamo qui al Teatro Filarmonico di Verona, al Premio Beatrice, siamo in compagnia di un gruppo fantastico, seguitissimo anche, e i loro brani richiestissimi ai nostri amici ascoltatori di Container Radio, e quindi diamo il benvenuto ai Dear Jack. Benvenuti. Buonasera. Grazie. I vostri nomi? Alessandro, Francesco, Lorenzo, Riccardo, Leiner. Allora ragazzi, cosa vuol dire per voi oggi partecipare al Premio Beatrice, e quindi quale messaggio volete lasciare alle persone, ai nostri amici ascoltatori che ci ascoltano e anche alle persone che sono in platea ad ascoltarvi? Vai. Sicuramente per noi è sempre, a prescindere, un piacere, una sfida sapere che qualcuno ci ha desiderato, qualcuno ha desiderato la nostra presenza, e noi siamo sempre lì pronti a mille, portiamo la nostra personalità, il nostro sound, che devo dire sembra plasmarsi perfettamente a ogni evento a cui partecipiamo, e questa cosa ci fa piacere anche perché siamo sempre accolti molto bene. In questo caso forse il messaggio che ci sentiamo, se siamo in grado di poter trasmettere, è quello che forse essere insieme, essere vicini, essere solidari, cercare di farsi carico non solo della nostra vita, delle nostre responsabilità, ma anche di ciò che riguarda gli altri, forse ancora prima di pensare solamente a quello che è il nostro piccolo mondo. Certo, e anche veramente quest'anno state andando fortissimo, e ricordiamo che qualche mese fa avete partecipato a Sanremo con un brano stupendo, Mezzo Respiro, come ho detto prima richiestissimo veramente da tutte le vostre fans, e tra l'altro so anche che c'è l'autore del brano, Roberto Balbo, e assieme anche a Leiner, esatto, assieme anche a Claudio Corradini, il nostro carissimo amico, lo salutiamo, Stefano Paviani, e quindi io volevo chiedere... E Leiner, ricordiamo. Sì, no, l'ho detto. E quindi volevo chiedere proprio a Leiner, che da qualche mese sei la nuova voce del gruppo dei Dear Jack, cosa vuol dire far parte dei Dear Jack, questa nuova esperienza? Che belle domande. Ma sicuramente è un anno che un po' particolare, soprattutto per me, un sacco di cambiamenti, stravolgimenti nella mia vita, che col passare del tempo mi accorgo che è sempre la cosa migliore, non avrei potuto fare una scelta migliore nella mia vita di far parte di questo bellissimo gruppo, e siamo molto felici dei risultati che stiamo ottenendo anche con Mezzo Respiro. È stata una grandissima emozione, soprattutto per me personalmente, aver calcato per la prima volta quel palco, e è un album, Mezzo Respiro, che abbiamo scritto tutti insieme ad altri autori, che un po' rappresenta il percorso che stiamo facendo e il fatto di comunque andare avanti raccogliendo sempre il meglio e soprattutto cogliendo le opportunità. Certo, io ricordo l'anno scorso ci trovavamo ogni tanto in studio a Vicenza dal nostro amico Claudio Corradini. Ti chiedo, cos'è cambiato in quest'anno della tua vita? Sicuramente tante cose. La prima, non vivo più in casa con i miei genitori, quella è una cosa già diversa. Poi cos'è cambiato? Ho iniziato questo percorso che mi fa crescere, mi fa maturare anche abbastanza velocemente, però sono molto felice di aver avuto questa opportunità di poter continuare il mio percorso, di poter arricchirmi, di poter trovare anche una nuova famiglia che è fantastica, insomma. Ci sono persone che non lo vedono da quando è entrato nei Dear Jack, dicono che è invecchiato di 50 anni. Ah, sì? Sì. Qualcosa è successo. E poi l'unico modo dove vedo i miei genitori è in mezzo alle platee ogni tanto. Ciao! Siamo qui. Esatto. Ragazzi, in queste settimane è uscito il vostro nuovo singolo, La Storia Infinita, brano che apre il nuovo album Mezzo Respiro, e in cui direi c'è, diciamo, un po' tutti noi ci siamo riconosciuti in questa canzone, perché un po' possiamo dire la stragrande maggioranza di noi ha quella tristezza di fondo, un po' di paura del futuro, però è sempre alla ricerca magari di qualcosa di
poter reagire a qualcosa di nuovo. Volevamo chiedervi, sarà questo il singolo dell'estate? Che cosa state preparando per l'estate? Questa è una grandissima domanda. Devi sapere che i Dear Jack programmano tutto Anni prima. No, che anni prima, anzi, cioè facciamo quello che ci sentiamo di fare sul momento. E quindi no, abbiamo in programma in realtà di lavorare ad un altro brano per l'estate, non imminente, ma qualcosa che avverrà tra qualche settimana sicuramente. E non sarà necessariamente un brano estivo, potrebbe essere anche un brano dal taglio più diverso, una ballad, magari qualcosa di differente. Comunque siamo in continuo lavoro, stiamo già scrivendo altra roba per un nuovo disco, quindi siamo sempre in moto. Sicuramente il brano che c'è adesso in radio, La Storia Infinita, lo porteremo nei festival show, nelle radio, in giro, quindi per un po' lo sfrutteremo al meglio. Bene. Beh, prossimi appuntamenti dopo il premio Beatrice, ricordiamo lo stadio San Siro di Milano il 18 e il 19, quindi anche un'altra serie di date in giro per l'Italia, se magari dopo volete ricordarcele. E come sentite il calore del pubblico ogni volta che vi apprestate, cioè in ogni data che vengono a sentirvi cantare a un concerto? Com'è il calore? Un'esperienza che per noi è stata bellissima e formativa anche in questi 2 anni, è stato vedere come in tutta la penisola italica i nostri fan, le persone che ci seguono, a seconda della regione ci accolgono con lo stesso calore ma che è diverso, che esprimono calore e affetto in maniera differente. E questa insomma, a parte una grandissima lezione e che insomma, ci fa capire alcuni aspetti del nostro paese, il posto in cui viviamo, è molto bello perché riceviamo sempre tantissimo affetto. In questo momento noi abbiamo un pubblico che dopo 2 anni ci conosce benissimo e veramente fa parte della nostra famiglia, e allo stesso tempo notiamo tante persone che si stanno affacciando al nostro mondo e che sono curiose di scoprire ancora un pochettino di più di Dear Jack. Ragazzi, noi tra poco ascolteremo il vostro nuovo singolo, ci piacerebbe foste proprio voi ad annunciarlo con un saluto per gli ascoltatori di Container Radio. Agli ascoltatori e ai nostri amici di Radio Container vi presentiamo La Storia Infinita. Ciao dai Dear Jack. Ciao. Grazie mille. Non mi riconosco più. www.containerradio.it